Si hai in mano un ottimo preventivo per i tuoi nuovi denti fissi senza che nessuno abbia dedicato almeno una giornata a fare esami diagnostici, esami obiettivo, allora fermati perché potrebbe essere una trappola, un'esca con l'unico scopo di farti abboccare e farti spendere qualche migliaio di euro. Peccato che poi la differenza la dovrai pagare quando ormai, troppo tardi, scoprirai che quelli che ti hanno messo in bocca non sono denti fissi su impianti in grado di durare per tutta la vita, ma protesi provvisorie con materiali scadenti, plastica e fatti in modo approssimativo. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male. E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palmas e negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema Bocca Bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero? Iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Oggi in questo video non ti chiedo un solo centesimo, al contrario ti regalo l'unica arma in grado di difenderti e smascherare questa truffa, la conoscenza. Un'arma che nel tuo paese può valere fino a 7.000 euro e che ti permette di capire in 10 minuti chi sta dicendo la verità e chi probabilmente sta per rovinarti e farti buttare fino a 40.000 euro. Se hai perso tutti i denti, ti trovi in una situazione estrema, se hai già dei denti fissi su impianti che però non hanno risolto la soluzione ma solo messo una toppa che ha generato ulteriori problemi, allora ascolta attentamente quello che sto per dirti. Un preventivo veloce e superficiale in questi casi non è mai la soluzione migliore, perché spesso si rivela un biglietto di sola andata verso futuri costi aggiuntivi. Adesso ti spiego il perché. Di solito, basandosi solo su una panoramica bidimensionale, ti fanno un prezzo basso e allettante, ma non sanno quasi nulla della tua bocca, non sanno la reale quantità di osso, non sanno se c'è un'infezione in corso, non ne conoscono l'eventuale gravità e non gli importa perché il loro obiettivo è solo quello di farti sedere sulla poltrona, metterti in bocca dei denti che a prima vista sembrano belli e in grado di restituirti il sorriso e spedirti subito poi a casa. E se ti dicessi che invece nei miei policlinici gli esami, la diagnosi, la cura della bocca dura all'incirca una settimana? E non ti sto parlando del tempo necessario a ottenere dei nuovi denti fissi su impianti, ma solo della prima fase, quella preventiva, che dà il via a un percorso che dura almeno 6 mesi. Si tratta di una settimana dedicata a stabilire la presenza o meno di piorrea, allontanare dalla bocca i denti non più recuperabili e la cura completa della bocca. Installare gli impianti dentali con i denti provvisori. Dagli esami che facciamo siamo pure in grado di verificare quanto osso effettivamente è ancora presente e a questo punto iniziare a progettare anche i nuovi denti definitivi che riceverai 6 mesi dopo il primo intervento. E sai perché? Perché dei denti fissi su impianti fatti per durare una vita intera possono essere posizionati e progettati solo all'interno di una bocca sana. Hanno bisogno di un osso che non viene più eroso dall'infezione cronica, perché altrimenti in qualche mese o anno, nei casi più fortunati, ti troverai con gli impianti scoperti che iniziano a muoversi e a uscire fuori dall'osso. Ora ti faccio una domanda. Ma se è così, cosa mai potranno realizzare in 24 o 48 ore? Meglio non entrare nel merito perché in 15 anni di pazienti arrivati nei miei policlinici letteralmente rovinati da truffe del genere ne ho viste a bizzeffe, purtroppo.
Le lastre e le visite di questa prima settimana ci sono utili anche per iniziare a realizzare il design dei tuoi nuovi denti. Un progetto altamente accurato, personalizzato, basato sulla tua fisionomia, sulle tue reali proporzioni del viso, con la massima cura non solo al comfort e all'occlusione dentale, che riguadagnerai, ma anche all'aspetto. Su quel progetto, prima di produrre le protesi definitive, realizzeremo i denti provvisori che ti serviranno per poter testare la tua nuova dentatura prima di realizzare quelli definitivi in materiali resistenti e durevoli. Quindi i passaggi per ottenere un lavoro ben fatto devono essere necessariamente due, altrimenti il rischio è che ti trovi in bocca denti che magari a una prima occhiata sembrano anche ben fatti, ma che in realtà non si adattano a te, non ti restituiscono un feedback naturale e una sicurezza che ti possa riportare a una totale naturalezza quando mangi, quando sorridi, quando sei in compagnia di altre persone. Il nostro percorso comincia con un pagamento anticipato che è la cifra minima per lavori di questo tipo ed è una cifra che in 15 anni siamo arrivati a conoscere molto bene. Il primo preventivo che ricevi, come ti viene ben specificato, è solo una proposta, un'ipotesi di cura che deve poi essere necessariamente confermata una volta che arrivi in Moldavia, che fai il triage, l'esame obiettivo e la diagnosi. I dottori potranno vedere il tuo caso specifico e darti poi la diagnosi definitiva. Non c'è niente di preconfezionato, non esiste alcuna possibilità che da una singola lastra a distanza ci permetta di fornirti un preventivo preciso e accurato al dettaglio. Ti verrà comunicato il lavoro che potenzialmente potrebbe essere eseguito, ma solo una volta arrivato nei miei policlinici saremo in grado di comunicarti in maniera seria le lavorazioni esatte, effettive e finali per il tuo caso. Con il sistema Bocca Bionica smetti di essere una vittima della superficialità e del rischio. E se hai già chiesto un preventivo, chiedi un secondo parere alla mia equipe e confronta la nostra offerta con quella che hai già ottenuto magari altrove. Chiedere pareri differenti in ambito medico è sempre una strategia consigliata per evitare di affidarsi a una sola opinione. Capirai immediatamente se quello che ti è stato offerto si tratta di un lavoro cosiddetto low cost e se nelle voci che sono state inserite nel preventivo manca qualche dettaglio importante. Devi sapere infatti che spesso le cliniche all'estero giocano sul fatto che chi riceve il preventivo non sia in grado di sapere se i materiali che vengono impiegati siano effettivamente definitivi oppure dei materiali provvisori che dureranno solo dei mesi. Questo genera delle situazioni nelle quali il paziente scopre di aver ricevuto dei denti provvisori che sono ovviamente più delicati e che non ti restituiscono assolutamente la piena autonomia. Ma la clinica, quando è interpellata, può sempre dire che sul preventivo era chiaramente scritto, alludendo al fatto che se l'hai accettato non puoi rivalerti sul fatto che non hai capito cosa c'era scritto. Perciò se vuoi la certezza assoluta che la tua riabilitazione estrema della bocca sia pianificata al millimetro e che il tuo preventivo sia blindato, clicca sul link in descrizione e richiedi un secondo parere alla mia equipe prenotando la tua consulenza gratuita. Un saluto da Dr. Palmas.